Pace a tutti. Amen. Vi invito ad alzare in piedi in questo momento per cominciare questo culto, questo giorno speciale che Dio ci ha donato per riunirci insieme. Io vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento. E volevo che noi facessimo questa preghiera insieme. Io dico e tu ripeti. Uniamoci la nostra preghiera in una sola preghiera questa sera. Amen? Amen? Siete pronti? Facciamo la preghiera? Forse tu non sai parlare italiano, mas repete. Talvez você não sabe falar italiano, mas só repete, irmão. Amém? Nós vamos orar juntos agora. Amém? Padre, em nome de Jesus, noi vogliamo ringraziarti per il privilegio di essere qui, per la tua presenza che è già qui, perché noi sappiamo che tu agirai in noi e tramite noi. Padre, noi ti ringraziamo per la nostra famiglia che oggi è riunita insieme a noi. Pai, noi ti ringraziamo per questo momento, per questa settimana. Signore, noi ti ringraziamo per la settimana che verrà. Benedici la nostra settimana. Pulisci la nostra mente da ogni pensiero che ci porta lontano da te. Signore, dacci la libertà in questo momento di adorarti. Signore, dacci la libertà in questo momento di arrenderci a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Alleluia. Magari tu sei arrivato qui questa sera dopo una settimana difficile, perseguitato ma non abbandonato, abbattuti ma non distrutto. Il Signore è con te, il Signore è con me, il Signore è con noi. Il nemico non vincerà mai, mai, mai la sua Chiesa. Siamo più forti con Cristo. Alleluia! Pressati, ma non siamo crollati, perplessi, ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, seguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi. Perciò chi vediamo, quello che ci muove, è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo, perciò chi vediamo, quello che ci muove, è ciò in cui crediamo. Nazione santa,
persecuzioni non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, Nazione Santa. siamo ancora in piedi. Noi siamo ancora in piedi, noi dichiariamo che noi rimaneremo in piedi, perché il Signore viene a prendere la sua Chiesa. E noi non dobbiamo avere paura del ritorno di Gesù, noi dobbiamo avere gioia del ritorno di Gesù. Gesù sta tornando per prendere la sua Chiesa. E se noi siamo ancora in piedi, è perché il Signore ci sta sostenendo in piedi e Lui ci verrà a prendere. Lui verrà a prendere me, Lui verrà a prendere te. Lui verrà a prendere questa Chiesa qua che rimane in piedi, che soffre le afflizioni ma rimane in piedi, che soffre le persecuzioni ma rimane in piedi. Il Signore ci viene a prendere. Alleluia. Alleluia, Santo Espírito de Deus. Sei adorato tra di noi, desiderato di qui, ma niente si comparerà con la gloria che verrà. Oh, io non sono
prendermi e con lui io andrò. Io sono di qui, a casa tornerò. Lui verrà a prendermi e con lui io andrò. Tu puoi dichiarare Yeshua. Il Messia adorato, egli ritornerà. Yeshua.
che dici io non sono di qui, a casa ritornerò. Lui viene a prendermi e con Lui io andrò. Io volevo dichiarare questo, volevo che noi dichiarassimo questo con la nostra bocca. Io non sono di qui, a casa tornerò. Lui viene a prendermi e con Lui io andrò. Io non sono di qui, a casa tornerò presto. Lui viene a prendermi e con Lui sono di qui, a casa tornerò. Lui viene a prendermi e con Lui io andrò. Io non sono di qui, a casa tornerò. Lui viene a prendermi e con Lui io Signore, che ognuno di noi possa avere la certezza che abiterà con te, Signore. Che ognuno di noi possa avere questa certezza, Signore. O se questa persona non ce l'ha, Signore, che non possa uscire di qua. Non possa uscire di qua oggi, Signore, senza questa certezza, Signore. Signore, fa, Signore, in questa sera, Signore, faccia una trasformazione, Signore. Fa un rinnovo in questa vita, Signore. Fa un rinnovo in questa vita, Signore, perché ognuno di noi possa uscire di qua sapendo che se il Signore tornerà domani, che se il Signore tornerà tra un'ora, che se il Signore tornerà questa notte, noi saliremo con te, Signore, noi abiteremo con te, Signore. È per questo che noi ci riuniamo, è per questo che noi sopportiamo, Signore, perché il Signore ci ha detto che noi dobbiamo rimanere fedeli fino alla fine dei nostri giorni per vincere la corona della vita eterna, Padre. In nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, che questa sia una chiesa che abbia la certezza, Signore, che questa sia una chiesa che abbia la certezza, che questa sia una chiesa che abbia la certezza, Signore, che abiterà con te, che abiterà con te, Signore, che abiterà con te, Signore, in nome di Gesù. Perché il Signore ci ha comprato per questo, il Signore ci ha salvati per questo, il Signore ci ha rialzati dalle tenebre, il Signore ci ha andato a prendere dove noi eravamo morti, e il Signore ci ha portato alla luce, perché il Signore vuole portarci con te, e che questa chiesa sia una chiesa che abbia la certezza che abiterà con te, e la certezza che un giorno ci riuniremo a cantare Santo, Santo, Santo. Noi ci riuniremo a cantare con te, Signore, Santo per sempre. Alleluia. Cantando una canzone alla mia, quelli che
che crederanno cantando una canzone a maniera. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, santo, tutta la creazione dichiara santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. È stato perdonato e redento, canta una canzone a lui che è vivo e porta il suo nome, canta una canzone a e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo santo si arrende in re, santo tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. Tutti insieme il tuo nome è più alto, tuo nome
volta tutti insieme. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto, perché non c'è niente più grande, niente più bello, niente di più potente che il nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E io non so qual è il tuo problema, non so quello che ti preoccupa questa sera, ma credi che il suo nome è più grande, il suo nome è più alto e il suo nome è al di sopra di ogni cosa che è nella tua vita. Cantiamo insieme il tuo nome. Forte il tuo nome, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di Facciamo un grande applauso al Signore perché Lui è degno. Grazia e pace a tutti quanti voi, fratelli. È un piacere stare qua oggi con voi e sentire questa presenza dello Spirito Santo che in questa serata ci sta parlando, ci sta consolando, sta agendo nei nostri cuori, sta toccando ognuno di noi. Quanti hanno potuto sentire lo Spirito Santo di Dio muoversi tra noi stasera? È stata una grande serata fino a questo momento di adorazione,
di cultuare veramente Dio in spirito e verità, e io credo che Dio non abbia ancora a finire il suo lavorare in mezzo a noi questa sera. Che Dio possa continuare a riempire le nostre anime oggi, a darci questo pane spirituale, questo cibo buono da mangiare, che la nostra settimana possa essere benedetta attraverso il culto di questa sera e che noi continuiamo a benedire il nome dell'Eterno come abbiamo fatto fino adesso. Amen. Vogliamo darvi qualche avviso prima di passare al momento della parola. Amém? C'è un avviso, quello della preghiera. Amém? Da questo lunedì, che giorno è lunedì? Da questo lunedì noi vogliamo cominciare 7 giorni di digiuno. Non è 7 giorni di seguito, ma sono 7 giorni di digiuno. E volevo invitare la Chiesa a partecipare con noi. Volevo invitare la Chiesa a fare questo digiuno insieme a noi. Sono 7 giorni, tu puoi farlo come Dio parla nel tuo cuore, come riesci a farlo. Non devi fare 7 giorni di seguito. Neanche noi ne faremo 7 giorni di seguito, perché non ci riusciamo ancora. Ma se tu riesci a fare un giorno intero, un altro giorno a mezzogiorno, un altro giorno fino alle 3, io credo che il Signore vedrà quello che tu stai facendo. Ma noi non facciamo questo digiuno per pagamento al Signore. Eu volevo lasciare molto chiaro questo, perché forse tu pensi, se eu faccio digiuno, Dio mi darà quello che ho bisogno. No, se tu fai digiuno, la tua fede si aumenterà, e tramite la fede che tu hai in Dio, Lui farà grandi cose nella tua vita. Noi non facciamo digiuno per pagamento al Signore, noi non facciamo digiuno perché vogliamo che Dio ci dia le cose, noi facciamo digiuno anche per ringraziare il Signore per quello che Lui ha già fatto per noi. E noi facciamo digiuno per uccidere la nostra carne. Forse tu ti senti debole in questo tempo, forse tu in questo momento vuoi fortificare la tua fede, questo tempo tu vuoi avere più tempo con il Signore. Metti in proposito con Dio: Dio, farò 3 giorni di questi 7 giorni. Signore, proverò a fare i 7 giorni. Signore, io voglio provare. Non partite da lunedì senza neanche pensare di provare. Perché il Signore aspetta di noi. Il Signore aspetta che noi lottiamo contro la nostra carne, lottiamo contro quello che ci butta giù. Luttiamo contro le persecuzioni che forse ti fa desanimare in mezzo alla strada, in mezzo al nostro percorso con Dio. Dio vuole che noi ci mettiamo a combattere. Il digiuno è un'arma fortissima per combattere e fortificarsi nel Signore. E quindi forse tu non vedi più l'agire di Dio nella tua vita e dici: Signore, forse è la mia mente, forse è io che sono lontano. Prova a fare questi 7 giorni di digiuno. Perché Dio, sono sicura che vedrai Dio, vedrai ciò che Dio farà nella tua vita. E noi vogliamo fare non soltanto digiuno, ma preghiera. Ma non sarà preghiera su Zoom, ma io volevo invitare a chi vuole ogni giorno a venire qua. Non c'è bisogno di venire tutta la chiesa, ma se tu desideri venire un giorno qua, anche da solo, dici: io voglio venire questo giorno a pregare una sera, noi veniamo qua quando riusciremo a pregare in questi giorni, non tutti i giorni, forse non ci riusciamo tutti i giorni, ma verremo. Ma io volevo che ogni giorno ci fosse qualcuno qua, ogni giorno venisse qualcuno in questa chiesa a pregare e a dire: io sono qua per la chiesa di Emi Verona, io sto facendo questo. E quindi se tu vuoi fare parte, se tu vuoi venire qua un giorno, qualsiasi, può essere anche la mattina, può essere anche alle 2 di mattina, può essere pomeriggio, tu mi dai il tuo nome, noi facciamo in modo che tu abbia la chiave per venire qua in questo giorno a pregare. Perché è molto importante che noi come chiesa partecipiamo tutti insieme. Quindi saranno 7 giorni e io so che tu vedrai le meraviglie del Signore compiersi nella sua vita. Noi abbiamo fatto quel 24 ore di digiuno. Vi ricordate? Penso che 12-13 persone che hanno fatto insieme a noi quel giorno di digiuno. Forse ci sono alcuni che non ci hanno detto, ma che hanno fatto. Ma Dio non abbiamo fatto perché Dio ci desse le cose, ma Dio ci ha dato tante cose dopo di quello. Perché noi abbiamo fatto con un cuore grato al Signore.
E il Signore ha aperto le porte del cielo sulla nostra vita. E quindi il Signore fa grandi cose quando noi mettiamo la nostra fede in azione. Se la tua fede in questo momento è un po' morta, se tu ti senti lontano dalla presenza del Signore, vieni con noi a fare questi 7 giorni di digiuno. Penso che Dio farà grandi cose. Comincerà ad agire tramite la tua vita dentro la tua casa. Amen? Tu puoi alzare la mano così e dire amen? Tutti quelli che hanno detto amen parteciperanno. Amen. Amen. Quindi lunedì cominceranno questi 7 giorni di digiuno e preghiera. Altri avvisi per i prossimi giorni: sono aperte le audizioni di teatro, come avevamo già annunciato la settimana scorsa. Sono aperte, sono quasi chiuse, quindi chi vuole fare parte del teatro si faccia avanti, venga a dare il suo nome, perché tra poco cominceranno le prove del teatro. Questo sarà il primo, ma ce ne saranno anche altri futuramente. Tu che vuoi partecipare, che senti questo tuo spirito di attore per portare un buon messaggio, una buona parola attraverso quest'arte alla Chiesa, fatti avanti, dai il tuo nome per cominciare questo progetto di teatro insieme. Oltre a questo c'è il culto dei giovani, il 30 luglio sarà a Torri del Benaco, a casa del nostro fratello Daniel, quindi tutti i giovani saranno invitati domenica 30 luglio a casa di Daniel per il culto dei giovani. Poi i soliti avvisi sono sempre la nostra sala di intercessione alle 7:30 ogni sabato, è lì nella sala pastorale. Tu che vuoi venire a pregare, a consacrare un culto al Signore, anche tu che non vuoi venire, comincia a farti venire la voglia di venire a pregare per consacrare il culto al Signore, affinché Dio possa rivelarsi e fare grandi cose in mezzo a noi. E il nostro culto in casa, questa settimana vogliamo fare i culti in casa nella zona di Verona est-est, sud-est, Colonia Veneta, Zevio, Legnago, tutte quelle zone lì, quindi riceverete informazioni più precise nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Ok, gli avvisi penso che siano già terminati. Ci alziamo in piedi per fare una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua offerta oggi nella casa del Signore, tu che oggi hai portato la tua primizia, sei benvenuto a consegnarla al Signore. Vedete che sono iniziati, sembravano solo parole dette sul pulpito, invece non è così. Sono iniziati i nostri lavori per il tetto. Vedete lì alla parete ci sono le prime strutture che andranno messe su per fare il tetto. Ne dobbiamo fare ancora molte e molte altre, ma intanto i lavori sono iniziati, questa è la prova. Come abbiamo cantato prima, il caldo non ha fermato la sua Chiesa. La Chiesa va avanti, la Chiesa uscirà vittoriosa da questa sfida per completare il tetto. Questa è qua, non è disordine. Com'è che si chiama questa? Non è disordine, ma è Benjamin, come si chiama? Non è disordine, ma è crescita. Benjamin fa così, ma lo sa molto bene, perché questa settimana sono entrato in camera sua e ho detto: dai Benjamin, fai un po' di ordine qua. Ma papà, questo non è disordine, è crescita. E tu sabato in chiesa bisogna stare. Io mi dimentico che c'è Benjamin ancora qua durante gli avvisi, devo stare molto attento a quello che dico, perché potrebbe tornarmi contro. Quindi sì, i nostri lavori sono iniziati, in nome di Gesù vogliamo finirli il prima possibile per avere il nostro tetto pronto quanto prima, per glorificare il Signore per tutto quello che sta facendo in mezzo a noi. Preghiamo in questo momento, consacriamo le nostre decime, le nostre offerte. Tu che vuoi offertare attraverso il bancomat, c'è la nostra missionaria Katia là dietro col POS, hai questa opportunità questa sera. In ogni caso, che tutto ciò che tu porti questa sera sia per la gloria di Dio. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo consacrare a Te le nostre decime, le nostre offerte. Il meglio, Signore, che Tu hai messo nel nostro cuore di portarti questa sera. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò, Signore, che venga portato alla Tua casa oggi possa essere usato al meglio per la Tua opera e possa fruttificare e dare 100 volte tanto, Signore. Io credo, Signore, che Tu sei il padrone, Signore, dell'oro e dell'argento, Signore. Io credo che Tu non abbia bisogno di ciò che oggi noi Ti portiamo, ma credo anche, Signore, che Tu metta qualcosa nel nostro cuore, un po' di fedeltà verso di Te,
E io ti chiedo in questa sera, Signore, che la nostra fedeltà verso di te possa essere ricompensata. Ricompensala, Signore, guardando le nostre case, benedicendo le nostre famiglie, portando il tuo amore, la tua pace, Signore, la prosperità conforme alla tua volontà, Signore, tra le mura delle nostre case, di ogni famiglia qua rappresentata. Benedici questo momento delle offerte e tutto ciò, Signore, che la tua Chiesa sta compiendo, ogni opera, ogni missione. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io voglio mettere davanti a te ogni persona qua presente, che tutto ciò, Signore, che hai preparato questa sera tu possa portarlo ai nostri cuori e che, Signore, possa mettere frutto nei nostri cuori, possa mettere radici, possa mettere un seme che porti molto frutto. Benedici, Signore, ogni persona qua presente attraverso questa parola, Signore, che sia una parola che compia la tua volontà dentro i nostri cuori. E io ti chiedo, Signore, di purificare me in questo momento affinché ogni parola che io possa dire oggi non venga da me ma venga da te. Io non sono degno, Signore, non sono nulla per compiere questo atto, Signore, di portare la tua parola, ma io credo, Signore, che il tuo Spirito possa capacitarci e che la tua grazia possa perdonare i nostri peccati. Per questo, Signore, io ti chiedo in questo momento, benedici la tua Chiesa. Benedici, Signore, questo culto, continua a fare ciò che hai fatto fino adesso, che il tuo Spirito e la tua presenza possano essere su di noi, con noi e in noi questa sera. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo sederci? Prima di passare alla parola vogliamo salutare il nostro visitante di questa sera. È con noi Rivair, papà di Fabio. È lì. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuto nel nome di Gesù.
Rivair, tu sei benvenuto oggi, sei benvenuto ogni volta che tornerai, non so quanto tempo starai qua, se sei in ferie, se starai qua più tempo, ma il nostro desiderio per tutti quanti noi e per i nostri visitanti è che anche tu possa uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che ci ha accompagnato fino adesso. Amen. Amen. Siamo al terzo culto di una serie di culti. In realtà non doveva essere una serie di culti, è diventata una serie di culti, doveva far tutto parte di un'unica predicazione. Invece 2 settimane fa, durante la predicazione, ho visto che era meglio dividere il tutto in più culti. E questa serie di culti che stiamo facendo, questa serie di predicazioni è basata su un testo che si trova in Levitico, al capitolo 14, nel quale questo testo parla della purificazione dei lebbrosi, e noi vediamo che quando una persona era considerata lebbrosa doveva uscire dall'accampamento del popolo di Israele. Una volta che questa persona era guarita dalla lebbra poteva ritornare all'interno dell'accampamento, ma ancora non poteva rientrare all'interno della sua tenda. Abbiamo detto il perché non poteva rientrare all'interno della sua tenda, perché questa persona avrebbe dovuto passare per un processo, perché rientrare all'interno della tenda significava riprendere il proprio ruolo sacerdotale all'interno della propria famiglia. Abbiamo detto che ognuno di noi è sacerdote, ognuno di noi è sacerdote all'interno della propria casa, è sacerdote probabilmente all'interno del proprio lavoro, è sacerdote all'interno della propria scuola, della propria classe, è sacerdote, indipendentemente che tu sia maschio, femmina, figlio, figlia, nonno, marito, moglie, indipendentemente da tutto questo, tu sei sacerdote. Dio ci dice che noi siamo un sacerdozio regale, noi siamo gente santa, noi siamo un popolo eletto, tutti noi siamo sacerdoti. E quindi rientrare all'interno della propria tenda significava riprendere il primo ruolo sacerdotale di una persona. Per questo motivo una persona ancora non poteva ritornare all'interno della propria tenda, perché ancora era considerata impura, e per rientrare doveva passare per un certo processo. Questo processo prevedeva, abbiamo detto, 2 sacrifici: un sacrificio di sangue attraverso il sacrificio di un animale e un sacrificio di olio. Il sangue e l'olio dovevano poi essere posti dal sacerdote sull'orecchio, sulla mano e sul piede della persona, affinché la persona ritornasse ad essere pura e potesse riprendere il suo ruolo sacerdotale. Abbiamo detto che cosa significava passare quest'olio e questo sangue. Il sangue rappresentava la purificazione, l'olio rappresentava l'unzione, la capacitazione. E abbiamo detto che passarlo sull'orecchio significava il saper ascoltare la parola di Dio, il saper comprendere la parola di Dio, il saper maneggiare la parola di Dio, il saper trarre dalla parola di Dio consolazione, rivelazione, tutto ciò che riguarda la parola di Dio. Per quanto riguarda invece la mano, abbiamo detto che la purificazione e l'unzione della mano ci parla di azioni, e per quando parliamo di azioni abbiamo detto che si intende fare la volontà di Dio. La purificazione e l'unzione della mano significava iniziare a fare la volontà di Dio. Oggi vediamo il terzo passo di questo processo, l'ultima parte di questo processo, che ci parla della purificazione col sangue, dell'unzione con l'olio del piede. E per fare questo io vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel capitolo probabilmente più conosciuto della parola di Dio, che è il Salmo 23. Salmo 23, Salmo di Davide. Lo leggeremo tutto perché è sempre bello leggere il Salmo 23. Dice così: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli e mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima,
mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno per tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Avevate già sentito tutti questo salmo, no? Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Mi ricordo che diverse settimane fa avevo usato questo stesso salmo come testo aureo, si dice, come testo d'oro, come testo iniziale di una predicazione. Quando stavamo parlando della serie Io Sono, non so per chi si ricorda, la serie Io Sono era una serie che abbiamo fatto in 4 settimane nella quale vedevamo i 7 Io Sono che Gesù dice all'interno del Vangelo di Giovanni, con il quale si presenta a noi. Uno di questi 7 Io Sono che troviamo in Giovanni al capitolo 10 è Io sono il buon pastore. Gesù si presentava così a noi e abbiamo usato questo testo come testo iniziale di quella parola, perché questo testo giustamente ci parla di Gesù, ci parla di Dio come il nostro buon pastore. Ma anche se questo testo ci parla effettivamente di come Dio è il nostro buon pastore, di tutte le cose che Lui fa per noi, di riflesso ci parla anche di un'altra cosa, perché se Dio è il buon pastore, noi siamo il gregge del buon pastore, noi siamo le pecore del buon pastore. E forse sembra brutto, no? Che la Bibbia ci definisce pecore, no? Di solito quando a uno si dice sei una pecora è un'offesa di solito, no? Si dice perché uno magari è timoroso, uno ha paura, allora dice sei una pecora, sei un pecorone. Ma la Bibbia in realtà non ci definisce pecore con una concezione negativa, anzi la Bibbia quando parla di noi nel secondo libro di Samuele, al capitolo 1, riferendosi a Re Saul e a Jonathan, la Bibbia ci definisce leoni e aquile, per il coraggio proprio che noi possiamo avere in battaglia, che noi dobbiamo avere in battaglia, e noi siamo costantemente in battaglia, no? La lettera agli Efesini ci dice che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, è vero, però è contro principati, è contro potestà, contro i principi di questo mondo spirituale, no? Noi siamo costantemente in battaglia e essendo in battaglia noi dobbiamo essere aquile e leoni, non pecore. Ma quando la Bibbia ci definisce pecore non ci definisce così per la nostra mancanza di coraggio, sono altre le qualità per le quali la Bibbia, la parola di Dio, per le quali Dio stesso ci definisce le sue pecore, ci definisce il suo gregge. Sono ottime qualità, ma non le vedremo oggi, sono sicuro che prossimamente vedremo anche queste qualità di essere delle pecore, ma oggi non le vedremo, perché il Salmo 23 ci parla sì del buon pastore, di riflesso ci parla di noi come pecore, ma se noi andiamo a vedere esattamente di cosa ci parla questo Salmo, ci dice che cosa il buon pastore fa per noi. È questo ciò di cui ci parla questo Salmo, è di cosa il buon pastore fa per noi. Io voglio invitarti in questo momento, voglio rileggere questo Salmo e vorrei che tu ti immaginassi proprio che stai vivendo questo Salmo. Vorrei che tu ti immaginassi che magari che sei una pecora o anche senza essere una pecora, che sei tu stesso e che stai andando dietro questo buon pastore su questa strada nella quale Lui ci sta portando in questo Salmo. Prova se poi chiudi gli occhi, se è una cosa più suggestiva e riesci a immaginarti meglio questo panorama, questo bel posto in cui il buon pastore ci sta portando. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Vedi questi pascoli verdi, vedi questo panorama intorno a te. Egli mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima.
egli mi conduce su sentieri di giustizia. E anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché il suo bastone e la sua verga mi danno sicurezza. Questo salmo ci sta parlando proprio di un percorso che noi facciamo quando seguiamo il buon pastore. Noi vediamo questo buon pastore che è davanti a noi e che ci porta in questo pascolo bellissimo, e poi andando avanti troviamo questo ruscello dal quale possiamo dissetarci con acqua viva, e poi andiamo su questo sentiero pianeggiante, un sentiero di giustizia. E anche se in questa camminata andiamo in un posto brutto, in un posto pericoloso, quello che il salmista definisce la valle dell'ombra della morte, noi possiamo stare tranquilli, perché sappiamo che il buon pastore è lì davanti a noi. Noi possiamo vedere il suo bastone con il quale ci riporta sul cammino, noi possiamo vedere la sua verga con la quale ci protegge, e non temeremo alcun male. Il Salmo 23 ci sta parlando di questa strada sulla quale noi dobbiamo camminare. E il Levitico 14, quando ci parla della purificazione del nostro piede, della santificazione del nostro piede, ci sta parlando di questa stessa cosa. Noi dobbiamo purificare i nostri sentieri, noi dobbiamo ritornare ad andare sul cammino di Dio. È questo che significa la purificazione del piede nel capitolo 14 di Levitico. Perché dobbiamo purificare i nostri sentieri? Perché dobbiamo purificare il nostro cammino? Perché se esiste un cammino buono, se esiste un cammino santo, se esiste il cammino dietro il quale noi seguiamo il buon pastore, per forza vuol dire che esiste anche dall'altra parte un cammino che tanto buono non è. E se noi oggi ci consideriamo impuri, se noi oggi non siamo pronti per ritornare nella nostra tenda, se oggi noi sappiamo che non siamo dei sacerdoti pronti per fare la nostra opera, allora forse vuol dire che stiamo prendendo il cammino sbagliato. E la purificazione del nostro cammino significa ritornare sul cammino dritto, perché non ci possono essere due strade sul nostro cammino, solo una è la strada giusta. Per questo il salmista, proprio nel Salmo 1, ha dato così tanta importanza, Dio ha dato così tanta importanza a camminare sul sentiero giusto, che nel primo salmo del libro dei Salmi dice così: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dell'empio, che non si ferma nella via dei peccatori. L'ultimo versetto dice: poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Gesù un giorno raccontò una parabola molto conosciuta, che dice così: un uomo stava scendendo da Gerico verso Gerusalemme, ma purtroppo per strada ha trovato una banda di briganti che l'hanno assaltato, l'hanno picchiato, l'hanno lasciato a terra mezzo morto. Gesù prosegue questo racconto dicendo che da quella strada stava passando un sacerdote. Il sacerdote cammina sulla strada e vede per terra l'uomo mezzo morto. E sapete che cosa fa il sacerdote? La Bibbia dice queste esatte parole, non la Bibbia, Gesù dice queste esatte parole: ma quando lo vide passò dal lato opposto. Il sacerdote vede quell'uomo bisognoso per strada, ma passa oltre andando dal lato opposto. Dopo il sacerdote, Gesù racconta che passa anche un levita. Il levita vede quell'uomo a terra, mezzo morto. E sapete che cosa fa il levita? Anche lui, Gesù dice, passa dal lato opposto. Poi sappiamo tutti come va a finire questa storia. Arriva il buon samaritano. Il buon samaritano va dal bisognoso, lo rialza, lo dà le cure, lo porta nella locanda, eccetera, eccetera. Ciò che ci interessa è il comportamento del sacerdote e il comportamento del levita, no? Perché loro stavano andando per la via, ma appena hanno visto quell'uomo in mezzo alla strada, hanno detto: io vado dal lato opposto. Ma c'è solo una strada
C'è solo un sentiero sul quale il buon pastore ci vuole condurre e noi non possiamo andare dal lato opposto. Io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno nelle situazioni, no? Perché io penso, ma se quello lì era un sacerdote, no? Se quell'altro era un levita, no, sicuramente non l'hanno fatto per male di lasciarlo lì in mezzo alla strada. Insomma, uomini di Dio, uomini di fede, uno che sicuramente predicava, no? Nelle sinagoghe, l'altro che probabilmente cantava nel tempio. No, non penso proprio che l'abbiano fatto per male di lasciarlo lì in mezzo alla strada, ma chissà, forse erano in ritardo per il culto, no? Perché il gruppo di lode lo sa, se si arriva in ritardo alle prove della lode, dopo la leader della lode, sono guai, no? Non so se questa parola parla con quelli della lode. No, quindi chissà, forse il levita era in ritardo per le prove, forse il sacerdote era in ritardo per la sala di intercessione, non lo so. Io penso nel bene, no? Hanno fatto qualcosa, non hanno portato cura a quell'uomo perché avevano dei pensieri che secondo loro erano più importanti. Ma in Proverbi al capitolo 14 c'è scritto che se c'è una via che all'uomo sembra giusta, c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che in realtà conduce alla morte. Ci sono momenti in cui noi pensiamo che stiamo facendo la cosa buona, c'è momenti in cui noi stiamo facendo la cosa giusta, no? Che noi siamo sulla strada giusta, ma in realtà non stiamo facendo la cosa giusta. In realtà non è quello che Dio vuole. Sicuramente Gesù stava dicendo, Dio voleva che quel sacerdote e quel levita magari arrivassero in ritardo alla sala di intercessione, ma si fermassero ad aiutare prima quell'uomo. Ci sono strade che noi percorriamo pensando, io sto facendo la cosa giusta, ma in realtà non è così. Una delle storie della nostra storia matrimoniale, mia e dell'Andrea, che all'Andrea piace più di tutto raccontare, è stata una delle prime volte che siamo usciti. Forse la prima volta che siamo usciti insieme. E io non so in che modo sono riuscito a convincerla di riportarla a casa dal lavoro in macchina. E allora lei lavorava in un bar, l'ho aspettata che finisse il turno di lavoro, l'ho presa in macchina e l'ho portata fino a casa, non era molto lontano, forse per questo si fidava. E quando eravamo fuori dalla porta di casa sua, no? Lì in macchina, solo io e lei, scena molto suggestiva, no? Potevo aspettarmi di tutto, ma non che lei mi dicesse, devo chiederti una cosa. E io, dai, chissà cosa mi chiederà, siamo qua da soli, fuori da casa sua, chissà che cosa mi chiederà. E lei mi fa, tu credi in Dio? Lì è stato un momento drammatico della mia vita, perché la mia paura era che cosa vuole che io le risponda. Questa era la mia domanda che nei 5 secondi successivi mi è passata per la mente. Ho fatto tutte le ipotesi possibili per far sì che potessimo rivederci. Se gli dico no, magari lei è satanista e mi dice va bene, che bello. Se le dico sì, magari lei è molto credente e dice che bello. Ma se invece è il contrario, allora ho detto sì, abbastanza, cioè così, sono abbastanza un po' vago, no? E lei mi fa no, perché io credo in Dio e se devo scegliere tra te e Dio, io sceglierò sempre Dio. Allora lì ho tirato fuori il mio curriculum, no, guarda, io ho battezzato a 0 anni, per immersione tra l'altro, anche se in chiesa cattolica, a 6 anni facevo già il chierichetto in chiesa, quello che aiuta il prete, catechismo, comunione, cresima, gruppi adolescenti, ho fatto l'animatore, no, proprio, guarda, faccio anche il segno della croce se vuoi, proprio... È stato un momento veramente di ansia in quel momento per la mia vita, no? Vabbè, la risposta sembra che le sia andata bene, se siamo arrivati fino qua. Avevo un buon curriculum dalla mia parte. Ma se noi possiamo parafrasare la domanda che mi ha fatto l'Andrea è: guarda, questa è la via che io devo seguire.
Se tu vuoi seguire questa via insieme a me, bene, altrimenti io non prenderò un'altra via. La via che noi possiamo scegliere è solo una. C'è solo una via. E la parola di Dio ci dice chi è questa via. In Giovanni al capitolo 14 Gesù è lì che sta parlando con i suoi e a un certo punto se ne viene fuori dicendo: guardate, io sto per andare in un posto, vado là, vado a prepararvi una bella casa, una bella dimora, ma tranquilli, perché del posto in cui sto andando voi sapete anche la via, quindi non preoccupatevi. Allora se ne viene fuori Filippo, no? E dice: ma come non sappiamo neanche dove stai andando, Gesù, come possiamo sapere la via, no? E allora Gesù risponde quella famosa frase: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via. Ma che cosa significa Gesù è la via? Cioè proprio nella pratica, che cos'è questa via, no? Gesù è la via. Quando io dico Gesù è la via, io sto dicendo tutto e niente, secondo me, no? Che cos'è nella pratica questa via? Che cos'è nella pratica questo sentiero, no? Questo cammino, questa strada, che cos'è nella pratica? Quanti qua sono battezzati? Alzino la mano tutti i battezzati che ci sono in chiesa. Ecco, ognuno di voi che è battezzato, battezzandosi, ha simbolicamente espresso, testimoniato qualcosa che già prima era nato dentro il suo cuore, che è la sua conversione, il suo accettare Gesù come proprio Signore e Salvatore, battezzandovi davanti a diverse persone, indipendentemente da quante persone ci fossero. Voi avete detto: io accetto Gesù come mio unico e sufficiente Salvatore. E quando succede questa cosa nella nostra vita, la parola di Dio ci dice che noi diventiamo nuove creature. La via, questa via che noi dobbiamo capire che cos'è, non è altro che il modo in cui noi stiamo vivendo come nuove creature. La via, la strada, questo sentiero è come tu stai vivendo la tua vita. Allora ti chiedo com'è che tu stai vivendo la tua vita, perché come tu stai vivendo la tua vita è ciò che definisce se tu sei sulla via oppure no. La via è il modo in cui tu stai vivendo la tua vita. E l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi ci dice molto precisamente che cosa noi dobbiamo fare per poter dire sì, noi siamo nuove creature. E dice così, al Colossesi al capitolo 3: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Essere nuove creature significa fare morire ciò che in noi è terreno. Che cos'è che dobbiamo far morire dentro di noi? Prima cosa che Paolo ci dice: fornicazione. Io non lo so se tu stai vivendo oggi dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, dei rapporti sessuali che non sono conformi alla volontà di Dio. Questa è fornicazione secondo la parola di Dio. Se tu oggi sei nuova creatura, se tu oggi dichiari e dici: io sono nuova creatura, io ho accettato Gesù, sì, io lo sono, allora tu devi fare morire tutto questo se sta vivendo dentro di te. Oltre alla fornicazione, Paolo ci parla delle passioni. Se tu oggi sei nuova creatura, tu devi fare morire tutte le passioni che sono in te. Passioni che cosa sono? I vizi. Le passioni sono tutto ciò che è carnale, ciò che ci porta vicino alla carne e lontano da Dio. Tutti i nostri desideri che si sovrappongono a ciò che Dio è nella nostra vita. Queste sono le nostre passioni. Dobbiamo far morire i nostri desideri cattivi. Quanti qua hanno desideri cattivi verso qualcuno? Quanti di voi hanno desiderato il male di qualcuno? Quanti di voi, vedendo qualcuno che gli fregava il posto davanti al negozio all'ombra con questo caldo, ha avuto un desiderio cattivo verso questa persona? Paolo dice: fate morire tutti i desideri cattivi che ci sono in voi, se voi dite di essere nuove creature. La cupidigia, che è idolatria, deponete anche l'ira, la collera. Quanti di noi passano per momenti di ira durante la nostra giornata, Con questo caldo poi diventiamo tutti quanti più insopportabili, no? Siamo tutti più nervosi col caldo. Io sono molto più nervoso quando c'è il caldo. Paolo dice: tu sei nuova creatura. Tu sei nuova creatura.
devi fare morire l'ira, devi far morire la collera, devi fare morire ogni parola cattiva che tu vuoi dire verso qualcuno. Devi fare morire tutto questo nella tua vita. Questo non può vivere in te, perché tu sei un uomo nuovo, a immagine e somiglianza di Cristo. Paolo ha cominciato questo discorso dicendo: se tu sei stato risuscitato con Cristo, tu sei stato risuscitato con Cristo, questo è essere nuova creatura. Tu sei stato risuscitato con Cristo. Se tu sei stato risuscitato, tu non sei più il vecchio uomo, tu sei un uomo nuovo. E allora fornicazione, impurità, passioni, desideri malvagi, cupidigia, ira, malignità, calunnia, bugie. Dice, non mentite gli uni verso gli altri. Quanti qua hanno detto bugie in questa settimana? Quanti hanno detto almeno una bugia? Quanti hanno detto una bugia nella vostra casa, a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli? Quanti hanno detto una bugia al vostro datore di lavoro, al vostro collega? Quanti hanno detto una bugia? Anche una piccola bugia, così una piccola bugia non fa male a nessuno, no? Fa male solo a te. Perché se tu hai detto una piccola bugia, tu non stai vivendo l'uomo nuovo che tu sei nato per vivere. Paolo prosegue dicendo: vestitevi allora come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, così come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Questo è come un uomo nuovo deve vivere la sua vita. Questa è la via. La via è come tu stai vivendo la tua camminata cristiana. La via è semplicemente questo: come tu stai vivendo la tua vita. Esiste una via. Quando Dio ha finito di dare i 10 comandamenti a Mosè, gli dice così: io vi ho dato questa legge, adesso voi dovete rispettarla. E gli dice precisamente: voi non dovete sviarvi né a destra né a sinistra da questa legge, perché una è la via. Tant'è che in Isaia, il capitolo 30, Isaia dice così: quando andrete a destra o a sinistra, sentirete, le vostre orecchie udiranno una voce dietro di voi che vi dice: questa è la via. Questa voce dietro di noi, che diceva Isaia nel capitolo 30, oggi non è più una voce dietro di noi, è una voce che è dentro di noi. Dio in Geremia ha fatto una promessa dicendo: io scriverò la mia legge nei vostri cuori. E questa promessa ce l'ha rifatta Gesù prima di ascendere in cielo, dicendo: io vi manderò un altro consolatore. La promessa si è compiuta in Atti 2, quando i 12 erano tutti riuniti insieme e hanno sentito quel rumore come di un vento impetuoso e hanno visto quelle lingue come di fuoco posarsi su di loro. In quel momento lo Spirito Santo ha cominciato a vivere dentro di noi, ha cominciato a vivere dentro la Chiesa, e oggi questo stesso Spirito vive dentro ognuno di noi quando ognuno di noi fa quella affermazione di fede che abbiamo detto prima: io accetto Gesù come mio Signore e Salvatore. In quel momento lo Spirito Santo comincia a vivere in noi. E allora non sarà più una voce dietro di noi che ci dirà questa è la via, è una voce dentro di noi che ci dice questa è la via. Il segno più grande se una persona ha o no lo Spirito Santo in sé è quando commette uno sbaglio, è quando commette un peccato e dentro di sé sente bruciarsi, dentro di sé sente: io ho sbagliato, io devo chiedere perdono a Dio, io non posso vivere con questo nello stomaco. Questo è il segno più grande che una persona ha veramente lo Spirito Santo dentro di sé, perché è una voce dentro di noi che dice: questa è la via, prendete questa. Noi abbiamo una voce, noi abbiamo uno Spirito Santo dentro di noi che ci conduce su questa via. Una sola è la via, ma noi abbiamo qualcuno dentro di noi che ci dice dove prenderla, ci dice come prenderla, e quando noi ci giriamo o a destra o a sinistra ci dice: ehi, questa è la via. Tu senti questa voce dentro di te?
Forse qua c'è qualcuno che non ha mai peccato in tutta la sua vita, forse non l'ha mai sentita. Ma se tu pensi di aver sbagliato almeno una volta, puoi dire: io ho sentito questa voce, io ho sentito questa stretta nel cuore, io ho sentito questo male di pancia che mi diceva: stai sbagliando, rimettiti sulla via, rimettiti dietro al buon pastore, torna a pascolare in questi verdi pascoli, torna a ricercare queste acque calme, questi sentieri di giustizia. Ho chiesto al nostro fratello Fabiano di poter raccontare una testimonianza che ci aveva raccontato una volta. È una storia molto semplice, ma una storia che ha avuto un impatto dentro di me. Ce l'ha raccontata ancora qualche mese fa, ma me la ricordo molto bene fino ad oggi. Fabiano aveva fatto un voto con Dio. In questo voto diceva che non avrebbe più toccato alcol, giusto? E è successo che diversi anni fa si trovava in chiesa e un pastore gli ha lanciato un cioccolatino al rum, no? Fabiano l'ha preso, si è girato e dopo un po' si è rigirato, non so, ha richiamato il pastore e ha detto: ehi, no grazie, non lo voglio, e gliel'ha rilanciato. E il pastore gli fa: ma dai, ma è soltanto un cioccolatino, stando un po' al rum così. No, grazie mille, no, non voglio. Io penso che in quel momento Fabiano, no, quando ha preso quel cioccolatino in mano, quando gli era stato lanciato, penso che ha sentito questa voce dello Spirito Santo dentro di sé, no, che gli ha detto: questa è la via. Tu hai fatto un voto con me, tu hai scelto una strada con me, questa è la via. Lo Spirito Santo parla ai nostri cuori. Lo Spirito Santo parla alle nostre vite. Forse tu hai vissuto in questi giorni un momento sbagliato, forse tu hai vissuto in questi giorni una caduta, un qualcosa riguardante il peccato, forse sei passato per qualche situazione e forse hai sentito quella stretta al cuore, forse hai sentito quel dolore allo stomaco, forse hai sentito qualcosa nella tua testa che diceva: hai sbagliato, questo è sbagliato. Questo è lo Spirito di Dio che dice a te: torna sulla strada, che dice a te: questa è la via, è dietro al buon pastore, questa è la via. Gesù in Matteo 13 racconta due parabole. La prima dice così: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra il campo. Vi ripeto la parabola: il regno dei cieli è simile a un tesoro che un uomo ha trovato. Pensate, un uomo ha trovato un tesoro, ha visto che era molto grande, molto bello, molto ricco. Che cosa ha fatto? È andato subito a nasconderlo. C'era un campo lì, ha preso una zappa, ha scavato, ci ha nascosto il tesoro dentro, ha coperto tutto in modo che nessuno lo vedesse. Che cosa ha fatto subito dopo? È andato a casa, ha preso tutto quello che aveva in casa, ha venduto tutto per avere i soldi per comprarsi il campo. È andato là, ha comprato il campo e quando ha comprato il campo ha avuto il suo tesoro. Con questa parabola Gesù ci insegna il valore che ha il regno di Dio, il valore che ha il regno dei cieli. Che cosa ha dovuto vendere quell'uomo per avere il regno di Dio? Che cosa? Tutto. Ha dovuto rinunciare a tutto quello che aveva per seguire la strada di Dio. Fabiano ha rinunciato a un cioccolatino. L'Andrea avrebbe rinunciato molto volentieri a una storia con me per seguire il regno di Dio, per seguire questo cammino. Noi dobbiamo essere pronti a rinunciare a tutto, come ha fatto quell'uomo. Dopo di questo Gesù racconta un'altra parabola, è molto interessante. È una parabola che
molto spesso viene letta e gli si dà lo stesso significato che la precedente. Voglio leggervela. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Sembra molto simile a quella precedente, no? Prima il regno dei cieli è simile a un tesoro che un uomo ha trovato, l'ha nascosto nel campo, ha venduto quello che aveva, si è comprato il campo. Questa qua sembra molto simile, dice il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle, ne trova una che è bellissima, vende tutto quello che ha e se la compra. In realtà queste due parabole, anche se sembrano molto simili, molto uguali, sono molto diverse. La prima parabola ci parla del regno dei cieli che è simile al tesoro. La seconda parabola non ci parla del regno dei cieli che è simile alla perla. Nella seconda parabola il regno dei cieli è simile al mercante. Perché? Perché la prima parabola ci dice che il regno dei cieli è il tesoro e noi dobbiamo vendere tutto quello che abbiamo per riuscire ad ottenerlo. Dobbiamo rinunciare a tutto quello che abbiamo per riuscire a camminare su questa via. La seconda parabola invece non ci sta parlando di noi che dobbiamo comprare la perla. Nella seconda parabola il regno dei cieli è un mercante, non è il tesoro. E quel mercante è Dio. E il mercante, che è un mercante in cerca di belle perle, e le perle siamo noi, ne trova una che ha gran valore, e quella forse sei tu. E il mercante ha venduto tutto quello che aveva, ovvero ha dato suo figlio in sacrificio, tutto quello che aveva, per comprare questa perla, per comprare te. Ciò che Dio ha fatto con noi, a Lui piacerebbe che anche noi facessimo con Lui. Noi forse dobbiamo fare dei sacrifici per riuscire a camminare su questa via, per riuscire a camminare su questo sentiero purificato, su questo sentiero santo, dove il buon pastore è davanti. Sì, forse dobbiamo fare dei sacrifici, ma non dimentichiamoci che il buon mercante ha venduto tutto quello che aveva, suo figlio, per dare te, per prendere te, per prendere la sua perla preziosa. Sono giunto alla fine di questa parola, di questa serie di 3 predicazioni. Abbiamo visto il piede che ci parla del seguire il sentiero, l'orecchio che ci parla dell'ascoltare la parola di Dio, la mano che ci parla dell'agire. È interessante che Gesù tiene così tanto a questi 3 aspetti della vita cristiana, che alla fine del sermone sul monte, il sermone nel quale Gesù ha spiegato i principi del regno dei cieli, Gesù lo finisce con 2 parabole. La prima parabola ci dice così: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. La prima parabola che Gesù dice per concludere questo sermone sul monte, in cui spiega i principi del regno di Dio, è: prendete la via, prendete il sentiero. E invece la parabola conclusiva con cui lui finisce questo sermone comincia dicendo così: perciò chiunque ascolta le mie parole, l'orecchio, ascoltare la parola di Dio, e le mette in pratica, l'agire, è paragonabile a una casa costruita su una roccia. È arrivato il vento, la tempesta, ma niente l'ha battuta. Ascoltare la parola di Dio, mettere in pratica la parola di Dio e camminare sul sentiero di Dio è un principio fondamentale per tutti quanti noi cristiani, per ognuno di noi che oggi si considera nuova creatura, per ognuno di noi che oggi si considera sacerdote, anche se nel suo piccolo. Noi dobbiamo imparare a vivere queste 3 qualità di un sacerdote: ascoltare, essere sensibili alla voce di Dio, agire conforme alla volontà di Dio e non deviarsi dal sentiero che Dio ha per noi. Questo è quello che oggi volevo lasciare alla Chiesa,
Io spero che possa aver avuto un senso per la tua vita. Io spero che ognuno di noi, ascoltando questi insegnamenti dello Spirito Santo, possa imparare a vivere una migliore vita sacerdotale a partire dalla propria casa, possa imparare a muoversi durante la sua giornata, sempre ascoltando prima qual è la volontà di Dio, e quando ha sentito la volontà di Dio, muoversi secondo la volontà di Dio, senza mai uscire da ciò che Dio ha preparato per i nostri cammini. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Non pensare che quando stavo citando quei versetti di Colossesi in cui Paolo ci dice non fornicate, non fate cose impure, allontanatevi dalle passioni, dalle menzogne, dall'ira, dalla collera, volessi giudicare o condannare qualcuno di noi. Assolutamente non è così. Io credo che Dio voglia cambiare i nostri cuori partendo da ciò che in noi ci allontana da Lui, per farci vivere una nuova storia nella nostra vita spirituale, nella nostra vita sacerdotale, nella nostra vita in casa. Io credo che Dio voglia migliorare. Dio ci porta qua per migliorarci, per essere persone che dicono io non sono di qui, io sono di lassù, come abbiamo cantato prima, e mostrano che siamo di lassù attraverso il nostro modo di vivere qua giù. La via è questo, il nostro modo di vivere, che noi possiamo avere un modo di vivere conforme a quello che Dio, che Gesù vuole che noi facciamo, che come Gesù ha camminato sulla terra, anche noi possiamo camminare dietro di Lui, anche noi possiamo camminare dietro il nostro buon pastore. Amen. Padre, ti ringraziamo, Signore, questa sera, ti ringraziamo, Signore, per ogni insegnamento, Signore, per tutto ciò che Tu hai fatto oggi nelle nostre vite. Io ti chiedo, Signore, che Tu possa cominciare a cambiare i nostri cuori, cambiare i nostri animi, Signore, le nostre menti, Signore. Ogni cosa che ci allontana da quello che sono le Tue vie per noi, ti chiedo di cambiarla, perché sappiamo, Signore, che Tu per noi hai pensieri di pace, per darci un avvenire, per darci una speranza. Vieni, Signore, a cambiare allora i nostri cuori. Facci, Signore, essere persone con un orecchio sensibile a ciò che è la Tua voce, la Tua parola, Signore. Facci essere uomini e donne di mani pure, di mani innocenti, per poter alzarle al Tuo trono, Signore. Facci essere persone che sanno camminare sulla Tua via, che non si svino né a destra né a sinistra, perché dentro di sé abbiamo uno spirito che ci dice questa è la via, uno spirito che clama Abba Padre, uno spirito che ci guida, che ci fortifica, uno spirito che è sempre con noi e che sempre resterà con noi, come Tu ci hai promesso. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ogni persona qua presente, e che ogni casa, che ogni famiglia, che ogni sacerdote e sacerdotessa possa essere benedetta, Signore, dalle Tue parole che Tu hai ministrato ai nostri cuori. Io ti prego per questo nel nome del Tuo Figlio Gesù. Amen. Sono ai Tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno. Basta uno sguardo al Tuo viso, mi hai perdonato quando io Ti ho visto, e tutti i miei
donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, e basta uno sguardo al tuo viso, mi hai perdonato, e tutti i miei tesori, e tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso davanti a te. Io rompo il mio vaso davanti a te, davanti a te, davanti a te. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Non importa, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi
so se tu conosci la storia che c'è dietro questa canzone, però questa storia parla di una donna che la Bibbia definisce che era una peccatrice, e lei non era stata invitata in questo posto, ma quando ha saputo che Gesù era in quella casa, lei non ci ha pensato 2 volte, ma si è fiondata subito lì, perché aveva bisogno di avere questo incontro, aveva bisogno di arrendersi ai piedi dell'unico che avrebbe potuto cambiare la sua storia. E lei è entrata in quella casa con il titolo di peccatrice, ma è uscita da quella casa con un titolo totalmente diverso. E oggi noi non la conosciamo più come la peccatrice, ma la conosciamo come la donna che ha versato il suo miglior profumo, ha versato tutte le sue lacrime ai piedi di Gesù, e per questo i suoi molti peccati sono stati perdonati e lei è uscita di là una nuova creatura. E forse tu sei entrato qua con un titolo che non ti va bene, con un titolo di peccatore, di bugiardo, ladro, fornicatore, adultero, drogato, depressivo, suicida. Sono tutti titoli che non ti stanno più bene e oggi vuoi dire basta, io non voglio più essere chiamato così, io non voglio più essere conosciuto così. E se tu oggi sei entrato qua con questo titolo, io ti dico che non uscirai qua allo stesso modo. Tu uscirai qua con un titolo totalmente diverso. E io ti invito, mentre noi canteremo ancora, a rompere il tuo vaso. Rompi il tuo vaso ai piedi del Signore. Sentiti libero se vuoi inginocchiarti. Sentiti libero se vuoi piangere. Sentiti libero di ballare la presenza di Gesù. Rompi il tuo vaso. Porta la tua migliore adorazione al Signore questa sera. E riprenditi in mano la tua vita. Riprendi in mano la tua identità. E esci di qua una nuova creatura. Rompi ancora una volta il tuo vaso davanti al Signore. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, lo verserai ancora, tua presenza vale, perché la tua presenza vale di più. presenza vale. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più per Tua presenza vale di me. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. La tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. La tua presenza Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io
sale a te e la tua gloria scende qui. Il profumo sale a te, la mia lode sale a te, la tua gloria scende qui, la tua gloria scende. Credo che questa sera abbiamo ricevuto tutti quanti noi una bella porzione di Spirito Santo per le nostre vite. Che il tuo cuore possa essere rinfrancato, che il tuo cuore possa essere consolato, possa gioire, possa essere fortificato dalla presenza di Dio che oggi ha riempito la tua vita. Amen. Stiamo già finendo il nostro culto, dopo ci sarà la cucina, quindi fermatevi, mangiamo qualcosa insieme. Prima di terminare facciamo gli auguri per i compleanni della settimana, come sempre. Chi ha compiuto gli anni questa settimana? Dieula, vieni Dieula. Giosiani, dov'è la Giosiani? Andate a chiamare la Giosiani. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Amen. Allora possiamo alzare le nostre mani verso Dieula, verso Giosiani. Che Dio possa benedire questo nuovo anno che gli ha concesso, che possa riempirlo con le migliori benedizioni che ha per voi e per le vostre case. Padre, nel nome di Gesù mettiamo davanti a te oggi la vita di Giosiani, di Dieula, Signore, per un nuovo anno, Signore, che tu hai concesso alle loro vite. Io ti chiedo, Signore, di venire a riempire questo nuovo anno con la tua allegria, Signore, con la tua gioia, con pace, salute, Signore, con amore, Signore, con il tuo amore, Padre. Vieni, Signore, a benedire loro, le loro case, le loro famiglie, Signore, che possa essere un anno pieno, Signore, di realizzazioni e benedetto da te, dal tuo Spirito e dalla tua presenza. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che Dio benedica la settimana di tutti quanti noi, che possa portare pace, che possa portare amore, unità nelle nostre case, gioia, allegria e una buona dose del suo Spirito e della sua presenza sulla vita di tutti noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.